Euroregione News. Rivolto Calcio 1967. La squadra di Rivolto di Codroipo milita in prima categoria Girone B, cioè il quarto livello dilettantistico e settimo complessivo nel campionato di calcio italiano. Quest'anno è stato chiuso al quarto posto. Hanno festeggiato con il sindaco Fabio Marchetti e l'assessore allo sport Antonio Zoratti. Abbiamo un settore giovanile completo che conta circa sulle 150 unità, presenze, e la prima squadra che milita in prima categoria ormai da 3 anni, e ogni anno aggiungiamo un tassellino per migliorare la classifica e non ci poniamo obiettivi di nessun genere. E anche quest'anno, come di consueto, cerchiamo di ringiovanire sempre più la rosa, anche se di base siamo molto giovani, molto giovani rispetto a tante altre società, e facciamo giocare nel 2003, 2002, 2000 in categorie che normalmente non giocano se non devono per motivi di fuori quota. Noi li facciamo giocare perché vogliamo farli giocare, perché meritano. Rivolto è stato fondato da una quindicina di eroi nel 1967, da allora è sempre esistito e, come diceva il presidente poc'anzi, l'obiettivo è far bene, far crescere il settore giovanile, portare i ragazzi in prima squadra e far crescere il movimento. Tra l'altro, negli ultimi anni, grazie al contributo dell'amministrazione comunale, abbiamo avuto la possibilità anche di far crescere la struttura, spogliatoi, chiosco e ultima la tribuna. Fortunatamente siamo riusciti, grazie al lavoro dell'amministrazione, del sindaco, del vice sindaco, del presidente, mia, abbiamo avuto un'occasione e siamo riusciti a reperire una tribuna da apporre nel campo, nello spazio adiacente alla recinzione al campo principale. Aspettiamo adesso anche la regione che ci dia una mano per quanto riguarda i fari. La domanda è stata fatta in regione, si sa, sono spese abbastanza importanti. Rivolto Calcio, una delle realtà più importanti nel panorama associazionistico sportivo della città di Codroipo. Lo avete sentito prima con i numeri molto importanti per quello che riguarda la parte sportiva per eccellenza, che è la cura dei ragazzi, un settore giovanile di prim'ordine e di prima eccellenza, con numeri che superano abbondantemente le 150 unità e fanno onore a una società che, come ricordavamo prima, ha più di 50 anni, è sempre esistita ininterrottamente e non è poco per un paesino come potrebbe essere considerato Rivolto. Il ringraziamento e la vicinanza dell'amministrazione comunale non è solo così nelle parole, perché meritano anche fatti, e in questi anni abbiamo tentato di fare quanto nelle nostre possibilità affinché queste strutture fossero accoglienti, necessarie e più che sufficienti a una realtà, ripeto, di prim'ordine nel panorama sportivo della città di Codroipo e non solo. Codroipo è sicuramente la squadra che ha avuto un impianto storicamente maggiore di tutti gli altri, ma Rivolto non deve essere da meno. Non deve essere da meno perché questo campo nel quale molti ragazzi hanno militato nel corso di questi 50 anni, ragazzi e non più ragazzi, era letteralmente un campo dove, assieme al vicepresidente, assieme al fratello del presidente e a molti altri, andavamo letteralmente a raccogliere i sassi. Nel corso di questi anni si è trasformato in un vero e proprio impianto sportivo, da cui l'attenzione che deve essere ulteriore anche per quanto riguarda le strutture alle quali faceva riferimento poc'anzi sia il presidente che il vicepresidente, ovvero sia le tribune, perché tribune portano pubblico, pubblico porta incassi e gli incassi permettono di far crescere ulteriormente la società senza la contribuzione pubblica. Quindi ben vengano questo tipo di strutture, così come l'impianto di illuminazione. Ricordiamo tutti i 4 fari rubati chissà dove su pali di legno
presi chissà come, piantati non si sa neanche quelli come, ma oggi questo impianto merita appunto anche un'illuminazione che sia degna di una squadra di prima categoria e delle squadre top di prima categoria. Un complimento e un plauso anche per la rosa, che quest'anno si è ulteriormente rinnovata, e noi siamo qui a testimoniare la vicinanza dell'amministrazione. Assieme a me c'è il vice sindaco che, a differenza di me, segue costantemente le partite non solo delle altre squadre ma anche e soprattutto del Rivolto Calcio, lo segue nella buona e nella cattiva sorte, e l'augurio che noi facciamo è che quest'anno le partite siano oltremodo positive, perché l'importante, come dicevo prima ai ragazzi, è vincere e non partecipare, e noi saremmo orgogliosi se tutte quante le squadre di Codroipo vincessero ogni anno il campionato, perché così anche gli sforzi economici non sarebbero resi vani. Questa non è una battuta, ma è un credo che funziona sia nella vita che nel lavoro che negli affetti, un po' dappertutto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.